Allora, qualsiasi concorso porta alla crescita di chi è concorrente. Ognuno dice si partecipa, ma partecipano per vincere. Tutti quanti vogliono portare il loro prodotto con l'idea che il loro sia il migliore e tende sempre a un miglioramento. Il problema dei malghesi è un problema grandissimo, non ce n'erano più, adesso ci sono, adesso bisogna riuscire a dare quella dignità che dicevo prima e che effettivamente dà modo anche a giovani di investire, e con tanto orgoglio posso dire che ci sono dei giovani che credono in questo lavoro, che credono ancora nel lavoro duro che c'è nelle maglie, perché sono allevatore anch'io, ma so quanta più fatica fanno loro, quali sono gli orari, gli impegni e tutto quello che hanno. Io credo che sulla montagna sacra della patria loro siano gli eroi dei nostri tempi. Dunque, quali sono le principali sfide che il settore delle maglie dovrà affrontare secondo lei nei prossimi anni? Ma voi forse avete sentito parlare del latte crudo. Allora, il formaggio delle maglie è un formaggio a latte crudo o termizzato. Noi dobbiamo fare in modo di far capire al consumatore che non ha nessun problema quando i nostri malghesi seguono le indicazioni delle ASL. Il nostro prodotto è il più controllato in assoluto al mondo, non riesco a capire come ci possono essere dei problemi con il consumatore. Se ci sono stati in passato non è sicuramente colpa dei malghesi del nostro grappa. Credo che noi abbiamo seguito tutte le regole per dare la sicurezza alimentare al consumatore. Noi quando parliamo di qualità parliamo anche di qualità e sicurezza alimentare, perché il consumatore è quello che alla fine ci dà la risposta, è quello che compra i nostri prodotti, che dà modo al nostro latte di diventare formaggio e che ci dà modo di avere la redditività per quello che riguarda le nostre aziende. Quindi una cosa alla quale noi teniamo tantissimo è la sicurezza alimentare. Quando un consumatore prende il prodotto anche dei malghesi con tutte le indicazioni che ci saranno, sa che ha un prodotto certificato di qualità, ma soprattutto di sicurezza alimentare incredibile. Che rassegna è stata questa? Scusa? Che rassegna è questa? Questa dei formaggi? Cioè, voglio dire, ci sono delle novità? Ci racconti un po' che rassegna? È uno dei fiori all'occhiello della nostra associazione, è partita 30 anni fa, ripeto, grazie ai presidenti Carlin e Centofanti che mi hanno preceduto, che hanno dato un'identità diversa dalle quote latte ad Aprola, che è la nostra associazione, e che ha capito che per l'allevatore bisogna fare qualcosa di diverso, promozionare, creare convegni, creare confronto, creare qualità di prodotto. Se adesso siamo la regione che in Italia ha più percentuale di latte veneto trasformato in formaggi di pregio e il massimo come formaggi DOP, e abbiamo il massimo di formaggi DOP, è stata questa cultura che siamo riusciti a trasferire a tutti i trasformatori del Veneto, per dire che tutti quanti si devono identificare, che tutti quanti devono produrre qualità, perché sennò saremmo sotterrati dai prodotti nordici o da prodotti di altre regioni che hanno più possibilità produttive di noi. Noi la nostra produzione la trasformiamo in formaggi di pregio. Quello che diciamo al consumatore: credete nella qualità veneta, perché la qualità veneta è incredibile proprio per tutto quello che abbiamo fatto negli anni e che continueremo a fare sempre. Il fatto che siamo 30 anni alla 30ª edizione dà l'idea che quando fai una cosa, se ha questa continuità, vuol dire che è stata una buona idea, e noi continueremo a portare avanti le buone idee come il Casus. Avremo altre manifestazioni importanti per l'anno prossimo. Tutto quello che un allevatore come me e un direttore come Bruno Bernardi con i suoi collaboratori faremo sarà sempre a difesa del nostro comparto.